Veneto inizia la sperimentazione del vaccino anti-Covid-19. La ricerca condotta dall'Università di Verona presentata alla sede della Protezione Civile di Marghera, pronto per Natale 2021. Distanziamento a bordo dei treni, il presidente Zaia ribadisce l'ordinanza sulla capienza massima dei convogli regionali e sui migranti positivi dice senza centri non avremmo i focolai. Migranti positivi nella struttura di accoglienza di Jesolo, la Confcommercio diffida prefetto e Croce Rossa, non devono uscire da lì e il sindaco Zoggia chiede il commissariamento dei gestori. Non aveva ancora 17 anni Filippo Pedroni, ragazzo di San Giorgio delle Pertiche, stroncato da un malore durante una serata in casa di amici. Paura questa mattina a Cassola, nel Bassanese, dopo che un operaio si è ustionato toccando i fili della tensione mentre lavorava sul tetto dell'azienda. È in gravi condizioni. Maltempo, notte di lavoro per i vigili del fuoco, soprattutto in provincia di Venezia, particolarmente colpita la zona di Chioggia e fino a domani decretato dalla Protezione Civile lo stato di attenzione in Veneto. Compie 91 anni l'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, per lo sceriffo un compleanno tra brindisi e inaugurazioni. Gli auguri dei miei cittadini sono un'iniezione di vitalità, dice. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto e dunque in primo piano l'inizio in Veneto della sperimentazione del vaccino anti-Covid-19. La ricerca condotta dalla Università di Verona è stata presentata questa mattina alla sede della Protezione Civile regionale a Marghera. Sentiamo. Oggi c'è una grande comunicazione, nel senso che c'è una sperimentazione e noi siamo onorati che Verona, Veneto sia attore principale tramite il centro di ricerche cliniche, ma poi il magnifico rettore vi spiegherà meglio. È partita la sperimentazione del vaccino. Il Veneto in prima linea nella corsa al vaccino anticoronavirus. La ricerca condotta dall'Università di Verona per la Regione in collaborazione con lo Spallanzani di Roma vedrà l'inizio della sperimentazione a fine agosto con la somministrazione in dosi crescenti del vaccino su 45 volontari sani dai 18 ai 55 anni, quindi in altri 45 più fragili, oltre i 65 anni. Il primo principio ispiratore delle norme è la salvaguardia del volontario sano, in questo caso, o del paziente che per la prima volta assume una molecola nuova. In tutto il mondo la ricerca di fase precoce è iperregolamentata. I paesi occidentali sono sottoposti a quelle norme che vengono definite good clinical practices e sono rigorosissime. Nel mondo sono aperti circa 25 fronti di ricerca del vaccino anticoronavirus, un impegno globale che però non potrà accelerare il raggiungimento del risultato oltre i tempi fisiologici della sperimentazione. Il vaccino dovrebbe arrivare alla fine del 2021. Mi ha detto che prima di questo Natale già sarete in possesso di dati importanti che vi dicono se la direzione è quella giusta. Credo di sì, che lo sponsor possa avere dati importanti entro Natale. Anche se lo studio finisce, perché lo studio ogni soggetto verrà seguito per 6 mesi, ma questo vuol dire che a Natale potremmo avere informazioni relativamente ai primi 2 mesi, dei 2-3 mesi su tutti i gruppi. Tra i rappresentanti dello staff che si occupa della ricerca, ospiti del presidente Zaia nella sede regionale della Protezione Civile di Marghera, si respira un certo ottimismo. Si stanno tutti impegnando tantissimo, è ovvio che le ditte che ci aiutano, tutto guarderanno la parte del business, però questo fa parte di una cosa naturale della vita. Io prima di vedere il business vedrei la possibilità di salvare le persone. Ancora oggi non ci si crede che sia passata, ma sono stati momenti drammatici, per fortuna che è arrivato il momento che si è attenuato, perché eravamo arrivati tutti al limite, tutti. Dunque abbiamo sentito pronto per Natale 2021, quindi il percorso accertato, il percorso con tutti i passaggi che devono essere fatti, la sperimentazione che inizia ora ma appunto con diversi step importanti. Resta ovviamente il dibattito sui vaccini, soprattutto sul vaccino anti-Covid. Abbiamo visto ce ne sono già 25 un po' in sperimentazione nel mondo in varie fasi. Allora la domanda provocatoria che vi facciamo questa sera è questa, per il sondaggio che poi troverà la sua conclusione a Ring: vaccino anti-Covid
Covid. Quando sarà pronto? Quindi nel 2021, Natale 2021, voi lo farete? Vi sottoporrete a questo vaccino se ci sarà ovviamente bisogno? Allora 0422 162 6691, se la vostra risposta è sì, se ritenete che nel momento in cui verrà accertata la bontà del vaccino vi sottoporrete a questo vaccino se ce ne sarà bisogno, oppure 0422 162 6690 se invece la vostra risposta è no. Come sempre la chiamata è gratuita, non occorre ovviamente che ci sia una risposta, se trovate il numero occupato, il fatto stesso di aver scelto un numero o l'altro registrerà il vostro voto. Continueremo il nostro sondaggio nei nostri telegiornali e poi questa sera a Ring, uno dei temi ovviamente sarà anche questa sperimentazione, vedremo appunto cosa avrete risposto. Lo sappiamo, lo sapete anche bene che non ha valore statistico, ma è un po' una domanda che vi facciamo, spesso anche provocatoria come questa. Tema oggi importanti non solo il vaccino all'attenzione del punto stampa regionale, perché c'è un altro tema, quello del trasporto pubblico, ma anche dei migranti in una situazione ancora di tensione. Sentiamo. Trasporto pubblico locale, migranti positivi, l'attualità entra nella conferenza stampa di presentazione della sperimentazione veronese sul vaccino anti-Covid. Dopo le polemiche sui treni annullati, il presidente della regione Veneto Zaia conferma l'ordinanza regionale che permette la capienza in base all'omologazione, ricordando l'accordo sulle prime riaperture nelle fabbriche siglato lo scorso 13 aprile tra governo e parti sociali. Nell'accordo c'è scritto che sotto il metro di distanza due o più lavoratori possono lavorare fianco a fianco anche per 8 ore portando la mascherina. Ciò vuol dire per la proprietà transitiva a casa mia che gli stessi lavoratori nell'autobus possono stare fianco a fianco con la mascherina e non ci stanno 8 ore. Se riduciamo la capienza dei treni regionali, continua Zaia, non ci sono alternative al trasporto pubblico locale e sarà ancor peggio con l'apertura delle scuole. Perché vi ricordo che anche avendo i soldi qui sopra il tavolo in questo momento, se io volessi comprare il doppio dei treni perché me ne servono il doppio o il doppio degli autobus, non ci sono sul mercato. Poi la questione migranti positivi con le polemiche sulla Croce Rossa a Jesolo e l'ex caserma Serena a Treviso. È la prova provata che gli immigrati ospitati in questa maniera, soprattutto molto spesso non aventi titolo, perché vi ricordo che 9 su 10 non sono scappati da morte e dalla fame, devono tornarsene a casa loro, punto. Se noi non avessimo avuto questi 2 centri di accoglienza, non avremmo avuto 2 grandi focolai. Lo accennava Marta Marangon nel servizio, il caso dei migranti alla Croce Rossa di Jesolo. Oggi dure prese di posizione, da una parte la Confcommercio che diffida prefetto e Croce Rossa, dall'altra il sindaco Zoggia che arriva a chiedere il commissariamento della struttura. Migranti nella sede della Croce Rossa di Via Levantina a Jesolo, cresce la tensione dopo il risultato dell'ultima tornata di tamponi. 2 nuovi positivi ed altri 10 già risultati contagiati 2 settimane fa che continuano a restare positivi al virus. A darne comunicazione il sindaco della località balneare. Tra l'altro l'ASL mi informa che non tutti hanno fatto l'ultimo tampone perché 3-4 nomi non si sa dove erano, dove sono, se all'interno o all'esterno non si sa nulla, e quindi sta di fatto che questa mattina ho deciso di formalizzare una richiesta al Comitato regionale Veneto della Croce Rossa di commissariare la struttura di Jesolo. Per la gestione del problema, dunque, il sindaco stamattina ha chiesto formalmente il commissariamento della sede della Croce Rossa di Jesolo. Nelle stesse ore la Confcommercio della località balneare ha inviato una formale diffida a Prefettura di Venezia e Croce Rossa, invitandoli ad impedire, per quanto di rispettiva competenza, l'uscita degli stranieri ospitati al centro di Via Levantina. La diffida è stata trasmessa per conoscenza anche alla Procura del Tribunale di Venezia. Secondo l'avvocato delegato dall'associazione Alberto Teso, è indispensabile impedire ulteriori decisioni scellerate che potrebbero compromettere ulteriormente una stagione turistica in gravissimo affanno. Timori di ripercussioni sulla stagione turistica condivisi dall'associazione jesolana Albergatori. Pensare di buttare via una stagione che in qualche modo a Jesolo si sta, non dico salvando perché è un termine troppo grande, ma in qualche modo sta reggendo l'urto meglio che in altre località per colpe altrui, credo che non possiamo permetterci in una situazione come questa.
E adesso la terribile vicenda di Filippo Pedroni, ragazzo di San Giorgio delle Pertiche, morto ieri durante una serata in casa di amici. Non aveva ancora 16 anni, giocava a volley a Massanzago e da poco aveva superato le consuete prove sotto sforzo previste per gli atleti. Era bellissimo, un angelo. Così amici e compaesani descrivono Filippo Pedron, il sedicenne morto improvvisamente durante una tranquilla serata in compagnia. Domenica sera, una pizza in casa di amici a San Giorgio delle Pertiche. Filippo si stacca dal gruppo accasciandosi in disparte su una sedia. Chi era con lui pensava ad uno scherzo, ma sono bastati pochi attimi per capire che era una tragica realtà. Gli adulti presenti in casa, genitori di uno degli amici, hanno tentato inutilmente le manovre di primo soccorso. Anche l'arrivo dell'ambulanza è stato purtroppo vano e la morte è stata certificata poco dopo mezzanotte alla presenza dei genitori Andrea e Raffaella, accorsi dalla vicina Cavino. Poco dopo è arrivato da Arsego anche zio Paolo. Filippo è un tipo solare, alto, generoso, altruista, pieno di progetti per la vita. Uno che non stava mai con le mani in mano come il papà. Filippo frequentava un istituto tecnico a Cittadella e avrebbe compiuto 17 anni a novembre. Lascia il fratello Matteo di 13 anni e la sorellina Eva di 3. Sconvolti i compagni della squadra di volley di Massanzago, dove giocava come centrale in Under 18, e il sindaco Daniele Canella, che ha affidato ai social il suo cordoglio. Particolarmente provata la nonna, con cui Filippo aveva realizzato un piccolo orto. Un ragazzo che si impegnava in tutte le cose che gli facevano piacere, su cui gli piaceva impegnarsi. Ha fatto l'orto dalla nonna, non si usa più fare l'orto, ma Filippo l'ha fatto. Si era appassionato a sistemare delle cose in giro, 1000 passioni, però non vale più niente. Ora si aspetta l'esito dell'autopsia e la data del funerale. E un pensionato di 75 anni di Colle Santa Lucia, Cleto Colcuc, è stato ritrovato senza vita da un parente oggi. Fatale gli sarebbe stata una caduta lungo la strada silvopastorale. L'anziano ogni giorno percorreva chilometri per recarsi a piedi a Selva di Cadore. Non avendo fatto ritorno a casa, sono partiti alla ricerca dei familiari. Poi la tragica scoperta. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il pensionato sarebbe caduto dal ciglio del sentiero precipitando per 20 metri. Ai sanitari intervenuti per soccorrerlo non è rimasto altro da fare che purtroppo constatare il decesso per politraumi. E poi un grave infortunio sul lavoro a Cassola. Questa mattina un operaio che è rimasto folgorato toccando i fili dell'alta tensione mentre lavorava sul tetto dell'azienda. Infortunio sul lavoro in via Nardi a Cassola, all'interno delle officine a Baldini, di cui è titolare Luigi A. Baldini. Colpito da una scarica elettrica dopo aver toccato i fili della media tensione, un operaio rimasto bloccato e riverso sul fondo del pianale di una piattaforma aerea che nel frattempo era rimasta bloccata dal pulsante di emergenza. L'uomo, dipendente di una ditta esterna, stava facendo lavori di manutenzione sul tetto quando, per cause in corso di accertamento, è entrato in contatto con i cavi dei tralicci che state vedendo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, raggiunto l'infortunato con un'altra piattaforma dopo lo sgancio dell'energia elettrica. Un operatore ha raggiunto la sommità, ha disattivato il blocco, il cestello è stato abbassato e l'operaio recuperato in stato cosciente fortunatamente. Subito assistito dal personale sanitario del SUEM e trasportato in ospedale per gli accertamenti. Ha subito lesioni alle mani, alle braccia e alla schiena. Sul posto i carabinieri e personale dello Spisal. Adesso il maltempo di queste ore in Veneto, innanzitutto per dire che il centro operativo della Protezione Civile regionale ha emesso un ulteriore avviso di criticità idrogeologica riferito allo scenario di temporali forti, decretando lo stato di attenzione in Veneto fino a tutto martedì, quindi tutta la giornata di domani, in tutti i bacini idrografici del Veneto. Da oggi pomeriggio, infatti, in gran parte di domani, precipitazioni a tratti abbastanza diffuse e prevalente carattere di rovescio temporale appunto si verificheranno nella nostra regione. Saranno possibili fenomeni localmente intensi e in alcuni casi quantitativi di precipitazioni consistenti, quindi non c'è da stare tranquilli insomma fino alla giornata, tutta la giornata di domani per il maltempo. Nel frattempo la scorsa notte il maltempo ha colpito soprattutto l'area del Rodiggino e l'area del Veneziano, in particolare nella zona di Chioggia. In provincia di Venezia oltre 100 le richieste di soccorso per la rimozione di elementi pericolanti, taglio di rami e alberi finiti sulla strada e anche allagamenti, dicevamo in particolare nella zona di Chioggia. Verso un quarto alle 3, 2 e mezza così, un forte temporale, dei forti venti
e non sapevamo cosa succedeva. Dopo verso un quarto alle 3 così mi ha chiamato mio nipote che era volato via il tetto del garage. Tutto qua, ed era andato verso la ferrovia. Chi l'ha vissuta in prima persona parla di una tromba d'aria, di sicuro un vento violentissimo, al punto che ha scoperchiato il garage del signor Paganin, scaraventando le lamiere lungo la linea ferroviaria che porta a Rovigo. È stato necessario l'intervento dei vigili per la rimozione di quel che resta del tetto accartocciato e accatastato a bordo strada. Siamo a Sant'Anna di Chioggia, una delle frazioni più flagellate dalla nottata di maltempo. Hanno abbattuto degli alberi, sempre sto forte vento, tipo una tromba d'aria, secondo me, ecco, una cosa così, un vento violentissimo. I vigili, oltre ad aver risposto a centinaia di richieste di soccorso, hanno svolto proprio a Sant'Anna, in via Maderna, l'operazione più delicata, rimuovendo un albero che era caduto su un'automobile, danneggiando un negozio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Vento e piogge alternate a brevi grandinate hanno richiesto interventi anche nei comuni di Venezia, Concordia Sagittaria e Caorli, dove le squadre dei pompieri hanno concluso i lavori di ripristino e messa in sicurezza in tarda mattinata, colpita anche la vicina Cavarzere. Intanto si guarda il cielo, il meteo anticipa nuove ondate di maltempo tra stasera e domani. Esattamente, come abbiamo detto poco fa. Intanto in montagna, nel Bellunese, chiuse strade e sentieri per la Valle Ombretta ai piedi della Marmolada. Sono le conseguenze del maltempo che ha causato danni in comune di Roccapietore, dove si lavora per il ripristino dei luoghi invasi nelle ultime ore da fango e sassi. A firma del responsabile ufficio tecnico abbiamo emesso ordinanza di chiusura sia della strada che dalla Malga Ciappella porta al Gran Pian, quindi alla Malga Gran Pian, sia il sentiero per la Valle Ombretta. Doveroso, perché si stanno facendo lavori e bisogna metterlo in sicurezza. Chiuse le strade e i sentieri per la Valle Ombretta, pesantemente colpita dal maltempo che sabato sera ha inferto un altro duro colpo a strade e sentieri dell'Alto Gordino, e si ricontano i danni a Roccapietore, dove la paura è ancora di casa. Non è sicuramente stata una bella esperienza, perché ci ha fatto rivivere un po' il momento di Vaia. La Valle Ombretta è stata messa completamente sottosopra, purtroppo una delle più belle valli alpine, che adesso avrà sicuramente da pagare un conto alto. Escavatori all'opera nella zona del Gran Piano, oltre il campeggio, in Valle Ombretta, mentre in queste ore si sta pensando allo sghiaiamento del torrente Pettorina all'uscita dei serrai di Sottoguda. Si aspetta l'evento previsto non buono di stasera, e speriamo che sia più lieve dell'altro ieri e che non faccia nessun danno. La scorsa notte i nuovi temporali hanno causato versamento di materiale nella zona di Capannabilla. Le operazioni di rimozione si sono concluse e la strada per il Fedaia è di nuovo percorribile. I nubifragi di sabato sera hanno provocato dissesti ad Alleghe e a Falcade, dove le piogge hanno provocato danni alla pista ciclabile, che proprio nel cuore della stagione turistica è molto frequentata. Anche la provincia ha chiesto ai sindaci dei comuni interessati una relazione dettagliata di danni e problematiche. Domani la questione sarà portata all'attenzione dei consiglieri delegati a Palazzo Piloni. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora in diretta con il telegiornale del Veneto. Rieccoci in diretta, il telegiornale del Veneto. Torniamo a parlare di Covid-19, mentre questo, come sempre, il sondaggio che abbiamo lanciato questa sera. Oggi è stata presentata la sperimentazione del vaccino anti-Covid che dovrebbe essere pronto a Natale 2021. Vi stiamo chiedendo se, quando sarà pronto, userete, insomma, vi sottoporrete a questo vaccino, se ce ne sarà bisogno. Il risultato, come sempre, a Ring questa sera. Dicevamo, altro tema legato al Covid è la scuola che verrà a settembre. Ovviamente i comuni si stanno preparando, come il comune di Vicenza, che ha un piano, ma è ovviamente una corsa contro il tempo. Comincia una corsa lunghissima, estenuante, per tentare di arrivare il primo giorno di scuola con le scuole pronte. 45 giorni di tempo per le scuole dell'infanzia ed elementari anti-Covid e €500.000 di contributi governativi per fare i lavori. Sono arrivati pochi soldi. Ricordo che se dovessi fare la divisione matematica per mettere d'accordo tutti, dovrei assegnare €6.000 a scuola. Non sarà così.
Spiccioli per una lista della spesa lunghissima e così i tecnici assessorati si sono rimboccati le maniche e dopo una lunga maratona con i dirigenti scolastici tra le 1000 richieste sono state individuate quelle che sono le priorità. Tra le aree di intervento su cui lavorare da qui ai primi di settembre, 100.000 euro serviranno al settore istruzione per l'acquisto di 613 banchi singoli rigorosamente senza ruote. Si aggiungono poi 166 sedie, 4 lavagne bianche, 530 lettini per le scuole e per l'infanzia, 18 mobili pensile e 200 sedili per l'auditorium della scuola Bortolanna. 200.000 euro invece saranno investiti in microinterventi per adeguare gli spazi. Sono circa una ventina di interventi, sono microinterventi che riguardano principalmente la tinteggiatura delle sale, il rifacimento di pavimenti, la risistemazione di illuminazione e di impianti elettrici, tutte cose strutturali ed importanti che non sono solo finalizzate all'emergenza Covid ma serviranno anche per i prossimi anni. C'è poi tutta la parte esterna, giardini, aree gioco, anche qui a disposizione 100.000 euro e già in tempi pre-Covid l'assessore Alverde aveva iniziato ad intervenire. Andremo a intervenire in tutti quegli istituti che hanno necessità di migliorare quello che è lo spazio esterno, sia per garantire la sicurezza dei bambini durante la ricreazione, ma anche per garantire la sicurezza all'ingresso della scuola. Quindi avere ingressi multipli permette di tenere i bambini distanziati, non dover differenziare l'orario di ingresso troppo. In salvadanaio restano ancora un po' di soldini da poter utilizzare e se i comuni sono a lavoro per preparare le scuole resta il problema del personale. Allora, a proposito di scuola, una notizia importante che riguarda la nostra programmazione, perché noi mercoledì mattina, nel corso della nostra edizione straordinaria di mercoledì, avremo ospite qui con noi in studio il dirigente scolastico regionale, la dottoressa Carmela Palumbo. Allora, in previsione di questa importante presenza per parlare di che scuola ci dovremo attendere a settembre, tutte le vostre problematiche, allora potrete in queste ore, fin da ora, inviare al 351 175 5340 tutte le vostre domande, i vostri dubbi, i vostri quesiti che noi sottoporremo alla dottoressa Carmela Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto. Quindi al 351 175 5340 i vostri dubbi, le vostre domande, le vostre richieste e avrete appunto una risposta proprio da chi gestisce la situazione della scuola in Veneto mercoledì mattina nel corso della nostra edizione straordinaria. Adesso, prima di parlare del compleanno di Giancarlo Gentilini, vi do il dato, arrivato ora il bollettino Veneto dell'azienda Zero con le ultime ore, i dati delle ultime ore, quindi del pomeriggio. Vi faccio vedere allora cosa dice il bollettino. Eccolo qui, lo avvicino un attimo. 9 contagi nelle ultime ore, quindi nella seconda parte della giornata in Veneto, 4 di questi a Padova e 3 a Rovigo, per un totale di 20.242 dall'inizio ovviamente dell'emergenza. Sono 1.057 i casi attualmente positivi, i deceduti in ospedale, ma non solo in ospedale, 2.077, una unità in più, un decesso in più, 17.108 i negativizzati, 112 pazienti in area non critica, 8 quelli in terapia intensiva e, come dicevamo, un decesso in più. Adesso un compleanno speciale, quello di Giancarlo Gentilini, che ha tagliato il traguardo dei 91 anni e siamo andati ovviamente a trovarlo. Compie oggi 91 anni lo sceriffo trevigiano Giancarlo Gentilini, per 2 volte sindaco della città e per altrettante vice, o meglio prosindaco, come amava definirsi. Tanti gli abbracci e i messaggi di auguri arrivati anche via social, gesti di affetto per nulla scontati che ancora lo emozionano. Cari cittadini, vi ringrazio dell'amore e dell'affetto che mi dimostrate sempre. Vuol dire che io sono ancora un punto di riferimento per voi e per la città di Treviso. Un compleanno festeggiato come al solito fra la gente, prima l'inaugurazione del cantiere di via Santa Bonavecchia. Grazie, auguri Giancarlo. E poi tappa obbligata ai Domori per un brindisi fra gli amici. Gentilini una frecciatina poi la rivolge a Salvini, colpevole di aver mutato la Lega in un partito nazionale. Salvini sta cambiando l'aspetto del partito, non è più la Lega di una volta. No, lui ha fatto della Lega un movimento nazionale, che a me non è mai piaciuto, perché la Lega è nata come Lega Nord, aveva un progetto bossiano
che purtroppo non è stato realizzato, ma questo era un punto di vista bossiano che aveva visto che l'Italia è composta da due Italie. Ecco, quindi io spero che questi programmi si possano realizzare almeno con l'autonomia, ma credo che l'autonomia sia un sogno. La festa infine si sposterà rigorosamente in famiglia e allora ancora buon compleanno sceriffo, lunga vita anche da parte della redazione di Antenna 3. E adesso siamo davvero in chiusura, vi ricordo l'appuntamento allora alle 21:15 come ogni lunedì con Ring, dal vaccino anti-Covid in sperimentazione al caos migranti, la questione trasporti, la scuola, le elezioni regionali, le tensioni un po' che tornano soprattutto all'interno del centrodestra. Allora ne parleremo con Vanessa Camani del Partito Democratico, Alberto Villanova della Lega, Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle e Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia. Adesso vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, a tra poco l'edizione di Venezia. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al meteo. La perturbazione si allontana, torna a migliorare dunque il tempo sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 4 agosto. Sul Veneto inizialmente al mattino saranno possibili dei residui ed occasionali rovesci a carattere sparso. Con il passare delle ore la situazione andrà decisamente migliorando con tempo asciutto e anche via via più soleggiato. Temperature minime fino a 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi all'incirca. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia con qualche temporale ma poi con ampio soleggiamento ovunque e con cielo vedete al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 12 e 20 gradi, massime sui 25-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, qualche precipitazione anche qui in mattinata, dal pomeriggio però tanto sole su tutti i settori. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Ad accogliervi sarà Conegliano.